Alle liste che appoggiano la candidatura di Giovanni Braido a sindaco di Vittorio Veneto, Lega, Liga Veneta, Fratelli d'Italia, Forza Vittorio e lista Braido sindaco, si aggiunge la lista Indipendenza Veneta. Indipendenza Veneta appoggia Braido e non Darè. Per quale motivo? Perché la nostra militanza ha trovato in Giovanni Braido la persona giusta per guidare Vittorio Veneto, perché ha ascoltato le nostre, diciamo così, priorità che sono legate soprattutto alla cultura e al legame profondo che deve esserci con il territorio. A Vittorio Veneto il centrodestra è spaccato, una spaccatura che potrebbe avvantaggiare gli avversari. Braido sa che tra gli sfidanti avrà anche Darè. Guardi, da una parte ci sono solo chiacchiere e distintivo, dall'altra parte con me ci sono certezze, realtà, certezze che vengono dal 1999 fino al 2009, quando ho fatto 10 anni di mandato. I cittadini vittoriesi sanno quello che io ho fatto, sanno che se prometto una cosa è quella. La lista Indipendenza Veneta spiega perché non teme la spaccatura. Questa spaccatura, secondo lei, potrà avvantaggiare gli avversari? Ma io credo di no, perché comunque diciamo, almeno noi confidiamo su Giovanni Braido perché crediamo che possa portare a casa un risultato pieno. Poi è ovvio che le spaccature non fanno mai bene. Io ho invitato più volte, non solo a Vittorio ma anche in altri comuni, a ritrovare una certa compattezza, perché sai, noi non siamo un partito italiano, però per quel poco che conta noi diamo anche dei consigli. E l'abbiamo visto, in Veneto abbiamo perso Padova, Verona e Vicenza. Riflettete ragazzi, cari segretari insomma, dei partiti italiani. Non possiamo regalare queste città a una sinistra che con il territorio non c'entra assolutamente nulla, se non almeno per i valori che ci legano alla nostra terra.